In casa è rinvenuta droga per un valore di varie migliaia di euro. Lei, 32 anni, originaria del Costa Rica, si accompagnava stabilmente con un giovanissimo lui, 17 anni, brasiliano. La strana coppia, residente in un appartamento di via Circonvallazione a Mestre, da tempo era tenuta sotto controllo dai militari dell'Arma del Nucleo Operativo Radiomobile di Mestre, e non a caso. Troppo sospetti, infatti, i loro frequenti via vai lungo via Piave e dintorni. Da qui la scoperta. La loro casa era un vero e proprio ipermarket della droga. Nel blitz di ieri, i carabinieri con i cani antidroga della polizia locale di Venezia hanno trovato di tutto un po': cocaina, ecstasy, hashish, marijuana, polvere di MDMA e molto altro. I due pusher detenevano un'ampia offerta di droga non solo per le richieste del quartiere, ma anche per le diramazioni in tutto il nord-est. I due ora si trovano in arresto, il 17enne a Treviso nella casa di reclusione per minorenni, mentre la 32enne domiciliari è in attesa della direttissima.